Parliamo del 2 giugno, festa della Repubblica. Il presidente Mattarella, che lei cita spesso proprio come esempio istituzionale, ha detto ieri dividersi è inaccettabile, e forse c'era anche un riferimento alla manifestazione del centrodestra che è in corso proprio in queste ore, che è comunque una manifestazione politica. Lei ai nostri microfoni durante la conferenza stampa ha detto sempre: io sostengo questa manifestazione. Forse la festa della Repubblica non era adatta per questa manifestazione, che comunque è una manifestazione di dissenso verso il governo, poteva essere organizzata in un altro giorno, o ha il suo perché? Ma guarda, siamo in Italia, adesso qui si ragionerà una vita su se era bene fare il 2 giugno, se le bandiere erano troppo grandi, troppo piccole, se la festa è stata, come si può dire, assolutamente valorizzata oppure no. Io dico che c'è una protesta nei confronti del governo per alcuni aspetti che sono fondamentali, che da parte mia dico che, lo dico al Presidente Mattarella, il federalismo è centripeto, unisce i paesi, lo abbiamo visto, no? La Germania, gli Stati Uniti. Il centralismo è centrifugo, li disgrega i paesi. Il 2 giugno è bene magari ragionare di questo, dateci l'autonomia che unisce e non lasciateci il centralismo che divide. E questo è il 2 giugno. Lei ha una domanda che non vuole sentirsi fare, ma Rispondo di indubbiamente... no e basta. Ma se la Lega, il suo partito, glielo chiedesse, perché indubbiamente è la figura di spicco, volente o nolente, del movimento, e se io fossi un segretario di partito non mi farei perdere questa occasione. Proprio la candidatura Premier... No, guardi, cioè il mio partito sa benissimo cosa voglio fare, mi voglio occupare del Veneto, ho un sacco di attività aperte. Pensate che ho l'autonomia, cioè, voi non dovete mai pensare che io mi sia dimenticato dell'autonomia. Vi ho sempre detto, è una parentesi quella del coronavirus, ma l'autonomia deve essere portata a casa in Veneto. Le Olimpiadi, cioè le Olimpiadi sono la mia idea, anche lì saltano tutti sul carro dei vincitori, ma le Olimpiadi sono la mia idea, lo sapete come sono partito, con un modulo di carta mandato a Losanna candidando Cortina. Questa è la vera storia delle Olimpiadi. Tutti si misero a ridere, mi hanno detto anche che prendevo i giri veneti, il Veneto alle Olimpiadi nel 2026, patrimonio dell'umanità del Prosecco, ma gli altri 8 siti del Veneto che sono patrimonio dell'umanità. Dobbiamo valorizzare tanto questo. Un Veneto che esce da questa crisi economica deve avere uno che governa la nave, cioè fondamentale, azienda Veneto che io conosco bene. Abbiamo un sacco di partite importanti da portare avanti, pensi alla partita ancora aperta dell'ambiente, i FAS, tanto per citarne uno. Il tema economico, questa crisi ha fatto perdere 65.000 posti di lavoro, li dobbiamo recuperare e poi molto ancora. Guardi, a volte gli amici mi dicono: ma se tu dovessi attribuirti un merito, quale sarebbe? L'autonomia, le Olimpiadi? Sa cosa dico io? Nessuno di questi. Se mi dovessi attribuire un merito è che io ho sempre lavorato con un obiettivo, che i veneti debbono essere rispettati, e oggi a livello nazionale quando si parla di Veneto la gente sta con la schiena diritta. Quando io sono arrivato nel 2010 era periferia dell'impero, oggi lo vedete anche nel dibattito nazionale, Veneto è Veneto, non si discute.